Siamo con il sindaco Michele Sigolotto, fresco di mandato, oltre a fare i complimenti da parte di tutta la redazione di Prima Free. Oggi ti troviamo all'esterno dell'istituto delle scuole medie San Giorgio in Bosco a Borgo Veneto, in località Saletto, a festeggiare praticamente la fine dell'anno scolastico 2022-2023. Quindi volevamo avere da lei anche un po' un bilancio e soprattutto com'è la situazione dopo il post pandemia. È sicuramente un bilancio positivo per le nostre scuole di Borgo Veneto in costante crescita, soprattutto nella scuola secondaria, nello specifico qui a Saletto, ma anche nelle altre due località. È importante perché arrivando appunto da un momento post-Covid i ragazzi hanno potuto ritornare a quella che era la normalità, tenendo presente che molti di loro, anzi tutti loro, hanno perso comunque 3 anni di socialità, quindi il poter essere qui fuori oggi a concludere la cosiddetta annata scolastica è un qualcosa di molto importante. Se oltretutto ci mettiamo anche il riconoscimento importante che hanno ricevuto a livello provinciale per un lavoro appunto fatto tutti assieme con l'Arma dei Carabinieri, credo insomma sia una cosa che va oltre la misura. Auguro a tutti i ragazzi veramente di trascorrere un'estate tranquilla, serena e di ripartire a settembre con l'entusiasmo con il quale ci lasciamo oggi. Quindi grazie a tutto il corpo docenti delle scuole di Borgo Veneto, di Saletto, Santa Margherita d'Adige, Emiliadino San Fidenzio, al dirigente scolastico e a tutti coloro, quindi i genitori, che sono il motore trainante per queste nostre piccole località che però sono vivaci grazie appunto alle nostre scuole. Allora, siamo in compagnia di Margherita, Michelle, Edoardo. Stiamo per chiudere l'anno scolastico, avete fatto un bellissimo lavoro, quindi volevo sapere qual è secondo voi l'importanza del bullismo, come affrontare il bullismo, come vedete voi il bullismo in questo stato sociale? Beh, sicuramente il bullismo è una bruttissima cosa, cioè bisogna affrontarla tutti insieme comunque e bisogna secondo me isolare anche le persone che cercano di magari prendere in giro e per evitare appunto che venga fuori. la cosa importante secondo me è parlarne sempre, non affrontarlo da soli perché magari si potrebbe credere di non farcela, ma affrontare la cosa tutti insieme, magari a qualcuno che ci sta vicino. Cosa avete voluto rappresentare con le vostre opere? Allora, abbiamo realizzato la canzone appunto per dimostrare che cos'è il bullismo e a cosa comporta, ma anche come reagire a questo. Infatti bisogna sempre denunciarlo se si subisce, ma anche se si vede. Benissimo. Che rapporto avete con i social network? Bah, nonostante una generazione molto avanzata, direi che abbiamo molte cose in comune con i social network e siamo molto vicini a essi. Benissimo, io vi faccio tanti auguri, complimenti e vi auguro un buon fine di anno scolastico. Siamo in compagnia della professoressa Bassi, siamo alla chiusura della stagione scolastica 2022-2023. Avete avuto un grandissimo riconoscimento che credo sia diciamo un orgoglio anche per il vostro istituto. Ci vuole un attimino spiegare in cosa consiste? Sì, allora tanto entusiasmo, tanta felicità per questo riconoscimento. La canzone che abbiamo composto si intitola Non sono solo parole, è nata al termine di un percorso fatto durante tutto l'anno scolastico con il progetto Preso di Mira tenuto dall'associazione Davide e Golia contro il bullismo di Montagnana. Dopo vari interventi anche sulla legalità con il maresciallo Mazza della stazione dei Carabinieri di Borgo Veneto, abbiamo deciso di raccogliere quello che abbiamo vissuto e appreso e utilizzando un canale vicinissimo ai giovani che è appunto la musica. Ed è nata così Non sono solo parole. Quindi mentre la professoressa si occupava della parte musicale, i ragazzi di tutte le 6 classi hanno lavorato sul testo rielaborando un po' quello che avevano appunto vissuto ed è uscita una canzone che porta 2 messaggi molto importanti. Il primo è appunto che il bullismo purtroppo spesso non si può combattere da soli, bisogna denunciare e bisogna saper chiedere aiuto.
E il secondo messaggio lo troviamo proprio nel ritornello che dice: parole, non più spade, ma ponti per unire. I ragazzi come hanno partecipato a questa vostra iniziativa? I ragazzi sono stati meravigliosi, loro sono così, parlo musicalmente, tu gli dai un la e si apre un mondo, e quindi è meritatissimo questo loro premio. Siamo con Anna Paola Borghesan dell'associazione Davide Golia, ci troviamo alla fine dell'anno scolastico 2022-2023. Qual è stata la collaborazione della vostra associazione con questo istituto? Allora, intanto buongiorno a tutti. Abbiamo collaborato con le scuole secondarie di primo grado, abbiamo fatto un progetto di sensibilizzazione al bullismo e cyberbullismo, raccontando la storia di mio figlio Davide Peruffo, che ci ha lasciato nel 2013. Ho portato la sua storia, che poi ho scritto in un libro che si chiama Preso di mira, e raccontando questa storia i ragazzini si sentono più partecipi, perché quando sentono le storie vere si sentono più toccati, soprattutto quei ragazzini che sono vittime di bullismo si aprono, sono più sensibilizzati alla problematica, per cui poi ne parliamo, ne discutiamo, e questo progetto serve molto ai ragazzi. Per i valori della scuola secondaria di primo grado, in primis l'orientamento. Dobbiamo dare un orientamento ai nostri alunni. Adesso guardavo con gli alunni di terza i lavori, i compiti di realtà che hanno fatto, solo guardando quei disegni c'è una prospettiva per un futuro migliore. Li hanno affrontato il discorso dell'inquinamento, dell'agenda 2030, è solo uno degli aspetti progettuali, e da lì si capisce in prospettiva ciò che è l'obiettivo e ciò che sarà il loro proponimento. Di contorno, o comunque la tematica della giornata, è legata a un progetto in collaborazione con l'amministrazione comunale di Borgo Veneto e con l'associazione Preso di Mira. In particolare tratteremo, e anche oggi ci faranno vedere, cosa è stato fatto in merito alla tematica del bullismo e del cyberbullismo, come prevenirlo, come contrastarlo, come evitarlo. Dobbiamo, per così dire, educare e dare indicazioni ai nostri giovani, che sono il futuro, per contrastare quelle cose brutte che possono nascere. Quindi c'è l'esperienza, la competenza, le nozioni, ma anche l'esperienza di una mamma che ha già vissuto questa cosa brutta. Vedremo piano piano. Non mi dilungo ancora di più. Professoressa Bassi, il secondo step a questo punto? Ok. Benissimo. Il sindaco Chisicolotto, la signora Borghesan, che in considerazione, e anche i rappresentanti dei Carabinieri, in considerazione proprio della tematica del bullismo, come affrontarlo, e del cyberbullismo, ognuno di loro ha messo un tassello. Abbiamo qui anche i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, perché gli alunni hanno partecipato a un concorso provinciale, sempre sulla tematica del bullismo, hanno preparato con la professoressa Bassi di musica un prodotto per partecipare, sono arrivati i primi, e quindi questo è motivo d'orgoglio per me, ma deve essere motivo d'orgoglio per le famiglie e per voi in particolare, tutti gli alunni. È un successo di tutta la scuola, non è solo vostro, ma di tutta la scuola, quindi bene così. Passo la parola al sindaco Sigolotto se vuole aggiungere qualcosa in merito. Sì, grazie Presidente, benvenuto a tutti, sarò molto veloce perché vorrei giusto lasciare spazio a voi. Io vi ringrazio di questa opportunità, siamo tornati a fare questi momenti di aggregazione a tutti assieme all'aperto, e anche la giornata è a nostro favore, quindi non posso fare altro che rimanere qui ad ascoltarvi e ad imparare sicuramente qualcosa di nuovo. Vi voglio solo dire una cosa: voi ragazzi, quindi tutti quelli che sono passati per questo edificio, ma anche negli altri edifici di Borgo Veneto, lasciate sicuramente un ricordo importante alla comunità. Oggi in particolar modo, ma ce lo direte voi dopo, ma la presenza oggi dell'Arma dei Carabinieri, piuttosto che di Anna Paola Borghesan, ma di tutti voi, è un segno importante, noi ne siamo veramente orgogliosi. L'amministrazione, non è mio personale, c'è anche il vice sindaco Donati, l'assessore sta arrivando, vi siamo vicini, siamo a disposizione per qualsiasi cosa voi possiate chiederci, e ovviamente sempre nella lungimiranza di vedere questa località, questo nostro territorio possa crescere in funzione di un qualcosa, di un mondo migliore che voi lascerete al futuro. Quindi se vi permettete, facciamo un applauso anche al vice comandato, che da qualche giorno è arrivato nella nostra caserma di Borgo Veneto, accompagnato dal suo collaboratore. Quindi grazie ancora di tutto, e lascio la parola a
and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Hey, ho, here she goes, either a little too loud or a little too close for the hurricane, to the back of her too. She thinks she's made of candy. And she goes as the war of the roses. Mother was a victim, father beat the system by moving bricks to Brixton and learning how to fix them. With our rich our sons and daughters, the bushes hide, but in the hole there's water. And she will, she'll be the river alone. And if it don't feel good, what are you doing it for? Now tell me, hey, go, here she goes, either a little too high or a little too low. No self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's